Eccoci di nuovo collegati in diretta con lo stadio di Castellammare di Stabia, il Romeo Menti. Subito la curiosità, perché lo stadio di Castellammare di Stabia è intitolato proprio a Romeo Menti. Guarda caso anche lo stadio di Vicenza è intitolato a Romeo Menti, l'indimenticata ala della nazionale del Grande Torino che è scomparso a Superga, e le due società, la Juve Stabia e il Vicenza, hanno intitolato, le due città anche di Castellammare e di Vicenza hanno intitolato il proprio stadio a Romeo Menti. E oggi questa terza giornata il miglior giocatore della partita sarà proprio premiato con un trofeo dedicato proprio allo scomparso Romeo Menti. Il derby dello stadio, possiamo chiamarla questa partita tra Juve Stabia e Vicenza. Tantissime le notizie, le formazioni intanto tra poco entreranno in campo, ma ci sono tantissime notizie. Innanzitutto comincerei immediatamente a vedere quelle che sono le formazioni in campo, e partirei proprio dalla formazione di casa, cioè della Juve Stabia, che alla fine Braglia, allenatore della Juve Stabia, si affida completamente alla sua vecchia guardia. Soltanto due dei nuovi acquisti faranno parte dell'11 titolare, soltanto Genevier a centrocampo, e in attacco a Bruno. In porta c'è confermato Seculin, la difesa a 4 con Baldanzeddu, Mauris, Cognamiglio e Di Cuonzo. Il centrocampo con Erpen, che quindi prende il posto di Acosti, Genevier e Mezzavilla, Zito scontato il turno di squalifica a sinistra. In attacco insieme a Bruno c'è Mbakogu, la panchina con Nocchi, Aguiei, Caserta, Vinci in Prota, Acosti e Murolo. L'attacco della Juve Stabia è un attacco un po' forzato, anche perché mancano il lituano Dani Levicius, impegnato con la propria nazionale, e manca anche lo squalificato Cellini, che rientrerà il 1° di ottobre. La terna arbitrale dell'incontro è stata affidata alla direzione di Gianluca Manganiello. Di Pinerolo assistenti saranno Cucchiarini e Ceccarelli, il quarto uomo è Francesco Fiore. Ecco la terna arbitrale, ma ci sono tante novità anche in casa del Vicenza. Il Vicenza conferma assolutamente il Breda conferma il suo credo con il 3-5-2, ma cambiano un po' gli interpreti, perché in porta è confermato Pinzoglio, anche la linea difensiva 3 con Martinelli il capitano a destra, Pisano centrale e Brighenti a sinistra. Cambiano un po' le cose a centrocampo, perché gioca Mustacchio a destra, Di Matteo gioca invece sulla fascia opposta a sinistra. A centrocampo ci sono Misuracca, Castiglia e Pinardi, che farà un po' da spola tra la linea di centrocampo e l'attacco, composto da Plasmati e da Malongà. Quindi gioca Plasmati dal primo minuto. È la prima volta in questo campionato che Plasmati, l'ex attaccante di Nocerino e Varese l'anno scorso, giocherà dal primo minuto. La panchina con Coser, Giandonato, Giacomelli, Maiorino, Gianni, Camisa e Gentili. Noterete ovviamente che nel Vicenza non ci sono gli infortunati Gavazzi e Rigoni, tutti e due giocatori ceduti dal Vicenza, rispettivamente Gavazzi alla Sampdoria e Rigoni al Chievo Verona, ma resteranno entrambi in carica nella rosa del Vicenza fino a fine stagione, quindi sono stati dati in prestito. Nel maxi scambio che c'è stato con la Sampdoria in questa finestra di mercato che il Vicenza ha avuto fino a domani, al 10 di settembre, fino a mezzogiorno, ci sono altri arrivi importanti. Sono arrivati Plasmati e Malongà, che giocheranno. Pinardi ha già fatto molto bene, ma dobbiamo considerare che sono arrivati anche, ma non fanno parte di questa gara, 3 giocatori dalla Sampdoria, che faranno parte naturalmente della rosa di Breda con il Vicenza. Parlo dello svizzero Padalino, parlo dell'ala della fascia di Semioli, e soprattutto anche del nazionale ungherese Lazco, che è impegnato pronto con la propria nazionale. Questi 3 giocatori dalla prossima settimana ovviamente saranno alle dipendenze di Breda. Entrano in campo le squadre, fa molto caldo oggi qui a Castellammare di Stabia, però c'è anche grande tensione, perché ovviamente la Juve Stabia è alla ricerca dei suoi primi punti in classifica. Per una strana casualità, la Juve Stabia con Braglia allenatore nelle precedenti 2 stagioni, sia in Lega Pro 2 anni fa che nello scorso campionato di Serie B, ha perso le 2 prime partite di campionato, cosa che ha fatto anche in questa stagione. È una tradizione alla quale Braglia probabilmente vorrebbe fare volentieri a meno. Le 2 formazioni stanno sistemando in mezzo al campo, con la terna arbitrale, ribadisco, dell'arbitro Manganiello insieme a Cucchiarini e Ceccarelli assistenti. C'è abbastanza pubblico, non mi sembra di scorgere i tifosi del Vicenza. Le 2 squadre giocano con le proprie casacche,
Juve Stabia con la sua classica casacca giallo-blu a strisce verticali, classica tenuta anche per il Vicenza, i famosi giallorossi con la maglia verticale rossa e bianca. Stanno prendendo posto in campo le due formazioni, dicevo che fa un grandissimo caldo. Ricordo anche nella Juve Stabia, abbiamo ricordato lo squalificato Cellini e l'impegno da parte di Danilevicius, dell'attaccante Danilevicius impegnato con la nazionale lituana. Ricordo anche che infortunato Figliomeni, nuovo acquisto, il centrale della Juve Stabia, che ha un risentimento muscolare che gli ha impedito in queste prime 3 gare di campionato di poter giocare. Nel Vicenza andremo immediatamente a vedere intanto se cambiano le formazioni in campo dopo il sorteggio. Il Vicenza giocherà dalla sinistra alla destra per quanto riguarda i vostri teleschermi, la Juve Stabia naturalmente il contrario. Tutto sembra essere pronto. Ricordo che per quanto riguarda le panchine nel campionato di Serie B Win non c'è la nuova regola che invece è stata introdotta in Serie A. La panchina rimane con 7 elementi, compreso ovviamente il portiere, non più quindi di 18 giocatori, cosa che invece in Serie A non avviene. La Juve Stabia nelle prime 2 gare di campionato ha perso in casa proprio qui al Romeo Menti contro il Livorno, una partita abbastanza sfortunata, ma con il Livorno che già ha dimostrato dalla prima giornata di essere una formazione di tutto rispetto. Intanto sarà il Vicenza a battere la palla al centro, mentre il Vicenza dopo un inizio sfortunato ha perso al 95esimo in pieno recupero contro una delle favorite del campionato, lo Spezia. Ha vinto e ha vinto anche bene contro il Cesena, la squadra retrocessa dalla Serie A, e ripeto ha sfruttato questa finestra di mercato in maniera importante, acquisendo giocatori che sicuramente potranno dare una mano a Breda. 3 punti in classifica, ancora a quota 0 la Juve Stabia che dopo la sconfitta in casa con il Livorno. Ecco qua intanto partito l'incontro Juve Stabia Vicenza, andremo immediatamente a vedere. Eccolo qui Mustacchio a destra, immediatamente lungo rilancio ad opera di Misuraka, troppo lungo per Malongà. Vedremo se Pinardi giocherà a centrocampo, farà un po' da collante con le 2 punte Plasmati e Malongà. Partita molto tattica e classica sistemazione da parte della Juve Stabia sui rinvii dal fondo da parte di Seculin, che è molto bravo con i piedi e cerca immediatamente le spizzate di giocatori importanti di testa come Bruno, come anche Zito. A centrocampo si è di nuovo Braglia affidato al metronomo francese Genevier, che ad inizio di stagione risentiva ancora di un infortunio, non era in grandi condizioni. Colpo di testa di Bakobu anticipato da Martinelli, poi Genevier, l'anticipo per Erpen, palla dentro per Bruno, è bravissimo Pisano ad intervenire. Erpen aggressivo, immediatamente l'intervento è per Pinardi, aggressione della Juve Stabia in questo avvio di gara di Quonzo. Il tocco per Bakobu è impreciso, rimessa laterale con Mustacchio per Martinelli, il capitano del Vicenza. Secondo minuto di gioco, Pisano, Mustacchio a destra su questa fascia che sta incominciando a impostare. Adesso cercano anche Plasmati, intanto c'è uno scontro a terra, l'arbitro dovrebbe sospendere, infatti rimane a terra. C'è l'intervento immediato dei sanitari, ha subito il colpo, lo rivediamo. Ecco qui lo scontro con Mezzavilla che cade male, anche se si tocca la testa. Il brasiliano Mezzavilla è caduto pesantemente al suolo dopo lo scontro con Plasmati, altro giocatore molto bravo nel gioco aereo. Rimane a terra Mezzavilla, che mi sembra molto dolorante. Speriamo che non si tratti di nulla di importante per il giocatore brasiliano e che possa ovviamente riprendere il gioco, ma il colpo è stato forte. Mezzavilla ha immediatamente richiesto l'intervento dell'arbitro per interrompere il gioco e si rialza con le proprie gambe. Mezzavilla dovrà a termine di regolamento uscire. Ecco qua che si sta riprendendo. Primo incidente di gioco per Adriano Mezzavilla, ha subito proprio un colpo alla schiena, gli è mancato proprio il respiro nella caduta. Manganiello con lo sportivo gesto ad opera di Castiglia, che immediatamente restituisce il pallone a Seculin.
ancora deve rientrare in campo Mezzavilla. Juve Stabia in 10, Bruno di testa, combatte con Mustacchio, difende il pallone, Di Cuonzo, ancora Mbakogu, a destra è libero Baldanzeddu, il nigeriano ritarda il passaggio, ecco che rientra Mezzavilla. Mauri, il capitano, guadagna una rimessa laterale. Quarto minuto, Pinardi, Misuraka, ancora Mbakogu, retropassaggio per Scognamiglio, Zito in sovrapposizione Di Cuonzo, ancora Zito, indecisione Genevier e Mezzavilla, palla dentro per Bruno, il tacco per Mbakogu, poi l'intervento determinante di Martinelli. Non c'è retropassaggio perché il tocco di Martinelli è involontario nei confronti dell'attento Pinzoglio. Ecco, rivediamo l'intervento di Martinelli sul tentativo di scambio breve tra Mbakogu e Bruno. Stanno giocando molto vicini le due punte della Juve Stabia. Ripeto, Braglia si è voluto affidare alla vecchia guardia. Intanto seguiamo Malongà, Plasmati tocca con il tacco, il pallone è sul fondo, ci sarà una semplice rimessa da parte della Juve Stabia con Seculin. Attento il Vicenza in questa fase di avvio di gioco, con una squadra molto corta, racchiusa nella propria tre quarti, e Seculin che come al solito va a cercare la spizzata di qualche suo compagno. Bruno di testa alla meglio, Erpen per Mbakogu, attacco su Pisano, ancora Mbakogu alla meglio, Mbakogu supera, poi cerca un dribbling di troppo, Pisano si arrabbia con l'arbitro. Buona l'iniziativa, la rivediamo, Bruno di testa, classico schema di Juve Stabia, poi Mbakogu va via ma si allunga troppo il pallone per cercare il sinistro, perde un'occasione importante al quinto minuto la Juve Stabia e riparte il trio di difesa. Martinelli, Brighenti e Pisano ora in possesso di palla, a cercare Pinardi che viene a giocare palla anche nella propria metà campo. Mustacchio cerca il movimento di Malongà, ancora Pinardi che sta svariando, poi Mustacchio cerca la testa di Plasmati, intervento di Mauri, questa volta è Plasmati che rimane a terra però si sta rialzando, protesta Plasmati nei confronti dell'arbitro. Zito, pallone per Mbakogu, sta facendo molto movimento il nigeriano, subisce il fallo ad opera di Martinelli, il calcio di punizione per la Juve Stabia. Molto attente le due formazioni in questo avvio di gara, sesto minuto di gioco, bisognerà fare i conti anche naturalmente con la temperatura, perché nel terreno di gioco dove siamo stati prima della gara fa davvero caldo, 2-3 gradi in più, un catino davvero infernale. Il terreno, ricordiamo, in erba sintetica. A tal proposito il Vicenza per tutta la settimana di preparazione alla gara si è allenato sul campo in erba sintetica. La rimessa laterale sul rinvio da parte di Di Matteo, rimessa laterale in favore della Juve Stabia, Baldanzeddu alla ricerca del disperato pallone che non arriva. Mbakogu, palla a cercare l'inserimento di Mezzavilla, Plasmati di testa anticipato da Mauri, ancora Di Cuonzo, Genevier, il francese attaccato da Misuraka. Scognamiglio preferisce andare a destra dove c'è spazio per Baldanzeddu, affonda Baldanzeddu, va a chiudere Malongà. Mbakogu controllato da Brighenti, gli leva il pallone, il disimpegno Erpen, lotta con Di Matteo, ancora Erpen, fase concitata di gioco, poi lo sbaglio nell'intervento del disimpegno difensivo del Vicenza. Bruno troppo lento, il pallone per Di Cuonzo, ne approfitta Mustacchio, può ripartire il Vicenza, lo fa con Mustacchio che sulla destra ha un ottimo passo, buona la sua progressione, palla dentro a cercare Plasmati, la finta per Malongà, Vicenza in vantaggio all'8° minuto, il gol ancora del francese Malongà, il suo terzo centro in campionato, un contropiede micidiale del Vicenza. Mustacchio a destra, il pallone lo rivediamo, la finta di Plasmati, Malongà, nulla ha potuto Seculin, vantaggio Vicenza con un'azione davvero velocissima. Mustacchio, Plasmati la finta, il velo decisivo di Plasmati e Malongà
completamente solo all'8° minuto di gioco. Porta in vantaggio il Vicenza al primo affondo. Vicenza in vantaggio all'8° minuto. Malongà, terzo gol per Malongà dopo i 2 realizzati con il Cesena. Un attacco davvero impressionante quello di Mustacchio a destra, che ha trovato spazio su Di Cuonzo, ha affondato con Plasmati che con il terzo occhio ha visto l'arrivo di Malongà, del suo compagno, dietro le sue spalle, gli ha servito il pallone e l'ha lasciato scorrere. Malongà facile, un rigore in movimento. Ha portato in vantaggio il Vicenza in vantaggio 1-0. Siamo al 9° minuto, vediamo la reazione della Juve Stabia. C'è stata immediatamente la reazione anche da parte del pubblico, che capisce probabilmente il momento difficile della squadra di Braglia e ha immediatamente incitato. Poi attenzione, adesso però invece forse subisce un po' il contraccolpo psicologico, perché Mauri nell'incertezza ha dato un pallone molto pericoloso indietro a Seculin, rischiando grosso. Rimessa laterale ancora per il Vicenza, che cerca di approfittare del momento di sbandamento della Juve Stabia. Pallone dentro per Martinelli, di testa Scognamiglio e attento Brighenti. Pallone controllato da Seculin, che serve a Scognamiglio. Riparte la Juve Stabia, c'è spazio per Di Cuonzo a sinistra, si fa vedere Bruno in mezzo all'area, eccolo qua che riceve ancora Bruno, l'intervento da parte di Pisano, poi il rinvio di Mustacchio non sicuramente dei migliori. Genevier per Erpen, troppo largo, buona l'intenzione, non l'esecuzione del regista francese. Ringrazia comunque Erpen, nulla di fatto. Si è sbloccato immediatamente il risultato qui a Castellammare di Stabia con il Vicenza in vantaggio. La rete di Malongà, il francese Malongà. Prova la Juve Stabia a reagire. Misuraka, Pinardi molto arretrato insieme a Castiglia. Intervento di Baldanzeddu, riesce a tenere la palla in campo Di Matteo. Brighenti, riparte il Vicenza. Adesso non affretta naturalmente le giocate il Vicenza con Martinelli. Eccolo Di Matteo, a spazio, va a chiudere Erpen. Non c'è fallo, dice l'arbitro Manganiello. Protesta Di Matteo, che si rialza, riprende a giocare. Si riprenderà con una rimessa laterale in favore della Juve Stabia. Sono andati via i primi 11 minuti di gioco nel primo tempo. Il risultato già si è sbloccato, perché il Vicenza è in vantaggio grazie alla rete di Malongà. Bruno, servizio per Mbakogu, ha spazio per il contropiede della Juve Stabia. Va via Mbakogu, è forse troppo solo. C'è Zito che chiama il pallone fuori gioco, dice l'assistente. Il fuorigioco sull'assist di Mbakogu. Zito è andato comunque alla conclusione, non certamente delle migliori, ma era stato già prontissimo il secondo assistente Ceccarelli a richiamare l'attenzione dell'arbitro sulla posizione di fuorigioco di Zito. Riparte il Vicenza e lo fa con il solito Malongà, che in qualche modo tiene comunque il pallone in gioco. Adesso è uscito, sarà quindi rimessa per la Juve Stabia. Bruno, ancora Mezzavilla, fa un po' fatica a centrocampo la Juve Stabia ad impostare le azioni offensive. Malongà, palla dietro per Di Matteo. Castiglia, eccolo Pinardi, sempre molto arretrato, con i suoi però piedi buoni, gestisce un ottimo pallone per Mustacchio. Dribbling di troppo per Mustacchio, interviene Zito, rischia su Pinardi, poi va Di Cuonzo. Bruno di testa, anticipato da Brighenti, poi Castiglia, poi ancora Genevier, ancora Zito. 3 giocatori del Vicenza su Zito. Plasmati, la tiene giù, ancora Castiglia. Fa fatica a prendere campo la Juve Stabia, lo sta facendo invece con maggiore autorità il Vicenza. Più passano i minuti. Erpen va a chiudere su Di Matteo, rimessa laterale per il Vicenza. 13 minuti di gioco, Vicenza in vantaggio. Palla per Di Matteo, controllato da Baldanzeddu, ancora Di Matteo, il servizio per il cross, palla lunga, Plasmati di testa
sull'opposizione di Di Quonzo, che ha preferito mantenere la sua posizione piuttosto che saltare. Non ci è arrivato Plasmati, il gigante Gianvito Plasmati. Rimessa in gioco affidata al solito lungo rilancio di Seculin. E il solito Bruno che cerca di fare il reparto. Di Quonzo, fallo d'opera di Pinardi, poi Mustacchio, intervento d'opera di Zito, ancora Zito, va via due giocatori centralmente in superiorità alla Juve Stabia, poi Zito un dribbling di troppo, ha chiuso molto bene Brighenti, può andare via con un gran gioco Castiglia, poi Plasmati, palla a destra per Pinardi, attenzione alle ripartenze del Vicenza che può essere devastante, lungo lancio di Pinardi per Castiglia e attento Seculin, prova a reagire Baldanzetto, una lunga discesa sulla fascia destra, servito Erpen, 1 contro 1 su Castiglia, centro Erpen, cerca la testa di Bruno, troppo lunga, Mustacchio, ma c'è Di Quonzo sulla tre quarti, ancora Juve Stabia, preferisce giocare a destra ma sbaglia il lancio di Quonzo, l'intervento di Misuraca, Erpen, ancora per Baldanzetto, ancora per Erpen, l'argentino, oggi tornato titolare, palla dentro di Erpen, ha capito tutto Castiglia, poi Mezzavilla. Il muro del Vicenza, alzato davanti alla difesa, sta impedendo la reazione della Juve Stabia con Seculin, Baldanzetto, palla è fuori, difficile il controllo, difficile anche l'aspetto psicologico della Juve Stabia, a 0 punti in classifica, sotto dopo 10 minuti. Sta provando a reagire lentamente, mentre il Vicenza sugli ali dell'entusiasmo, il ripescaggio, la vittoria sul Cesena, un mercato importante e anche un'ottima condizione di forma, un buon impatto di Breda su questa formazione che immediatamente ha fatto vedere di poter dire la sua in questo campionato di Serie B. Eccolo Plasmati, passaggio dietro per Castiglia, non c'è pressione sul portatore di palla del Vicenza, può Mustacchio, Zito, intervento giudicato involontario con il gomito, ancora Mustacchio, Pisano, ancora Martinelli il capitano, Malonga, eccolo qui l'autore del gol del vantaggio del Vicenza, Plasmati, lungo possesso per il Vicenza, Pinardi, palla dentro, stavolta sbaglia Castiglia, uno dei suoi primi errori, può lanciare Zito, Bruno, Genevier, palla troppo alta per Erpen che comunque la controlla, la tiene giù, Bruno protesta per un contatto nel contropiede che si stava sviluppando della Juve Stabia. 16 minuti di gioco. Mustacchio, stavolta il suo cross è contratto da Di Quonzo, ancora un'incertezza tra Genevier, deve trovare più coesione, più intesa con i suoi nuovi compagni, palla per Baldanzetto, lunga per Bakoglu, la difende molto bene, spalle alla porta, Erpen ancora per Bakoglu, buona la giocata dell'argentino, Bakoglu va via, viene fischiato il fallo da parte di Di Matteo che prende anche il suo primo cartellino giallo, eccolo qui Di Matteo ammonito al 17° minuto, ammonito Di Matteo per questo fallo, l'abbiamo visto su Bakoglu. Probabilmente l'arbitro Manganiello ha voluto punire più la pericolosità del fallo e dell'azione che si stava sviluppando per la Juve Stabia, e ci sarà una punizione molto interessante per la Juve Stabia, affidata al sinistro velenoso di Erpen che cerca naturalmente i saltatori di testa in area di rigore della Juve Stabia. Ci sono Bruno, Mezzavilla, Scognamiglio, tutti in area di rigore, anche lo stesso Mauri. La battuta affidata ad Erpen, 18 minuti sul cronometro, eccolo qui il sinistro di Erpen, il colpo di testa di Mauri, poi Pinzoglio, una mischia, Mbakogu, Scognamiglio e il pareggio della Juve Stabia, batti e ribatti, è stato Scognamiglio a realizzare con il sinistro un'esplosione di gioia del pubblico a Romeo Menti al 18° minuto. Scognamiglio, sull'incertezza mi è sembrata di vedere di Pinzoglio, eccolo qui, rivediamo Mauri
la deviazione, poi Pinzoglio si scontra con un compagno, Bacogu interviene e Scognamiglio con il sinistro, bella girata da parte di Scognamiglio. Il pareggio della Juve Stabia, 1-1. Scognamiglio al 18esimo, lo vediamo ora inquadrato, così come aveva realizzato nella prima partita Murolo, l'altro centrale difensivo. Adesso è stato Scognamiglio. I gol della Juve Stabia in questa stagione sembrano essere affidati alla difesa, ai centrali difensivi. Una delle caratteristiche della Juve Stabia è quella di sfruttare i calci da fermo, le giocate, tanto c'è un fallo, anzi no, la palla era prima uscita, rimessa in gioco in favore della Juve Stabia e partita ripresa in mano dalla Juve Stabia. Un ottimo avvio di partita, anche divertente. In 18 minuti abbiamo già visto 2 reti, quella di Malongà e il pareggio di Scognamiglio, una girata di sinistro, il fallo di Mezzavilla, il calcio di punizione per il Vicenza. La battuta affidata a Pinardi e adesso c'è la situazione opposta, si fanno vedere i saltatori del Vicenza, in primis Plasmati ovviamente, arriva anche Mustacchio, c'è anche Malongà, Pinardi, uno degli specialisti nei calci da fermo. 20 minuti sul cronometro, i fischi del pubblico di Castellammare di Stabia. Pinardi è uno schema che però nessuno ha seguito per la paura del fuorigioco. Tutta la squadra del Vicenza era risalita e la palla è terminata direttamente tra le braccia di Seculin, che adesso aspetta il piazzamento dei compagni per poter ripartire. Lunga battuta d'opera di Seculin, come al solito Bruno di testa la meglio su Castiglia, poi è bravo Pisano su Bacogu, di testa Scognamiglio. Pinardi, grande giocata. Breda gli ha affidato praticamente subito in mano le chiavi della squadra, del centrocampo, insieme a Castiglia, che adesso è in possesso di palla, aspetta il piazzamento dei compagni e serve Martinelli a destra. C'è Mustacchio, preferisce andare centralmente dove c'è Malongà, ancora Malongà, Plasmati, si cercano i due, Plasmati però con piedi questa volta non riesce a superare il diretto avversario. Insiste il Vicenza con Di Matteo, eccolo Castiglia, si fa vedere, Pinardi riceve, l'esterno Malongà, ancora il francese, ancora Castiglia, reazione del Vicenza immediata. Pinardi, il libero Malongà, ha capito tutto Di Cuonzo che sta stringendo un po' le maglie difensive. Genevier ancora zitto, l'esterno a metà tra Bruno e Bacogu, ritorna in possesso di palla il Vicenza e lo fa sempre con la difesa, con Pisano, Plasmati, l'anticipo da parte di Mezzavilla, Genevier, Bacogu, ancora Bacogu, cercato di spronarlo Braglia durante la settimana, si vuole molto di più da Bacogu. Adesso c'è Mezzavilla, c'è Di Cuonzo, ancora Di Cuonzo, palla per Erpen, l'inserimento per Di Cuonzo sulla sinistra, ci arriva Di Cuonzo, palla dentro, Bruno sbaglia, poi Bacogu e il pallone sfiora il palo. Occasione per la Juve Stabia con l'ottimo inserimento, lo rivediamo, da parte di Di Cuonzo. Non trova l'impatto Bruno, poi la palla sbatte sul ginocchio di Bacogu, si dispera Bruno a terra. Grande occasione per la Juve Stabia, che sta approfittando di un momento di difficoltà del Vicenza, soprattutto in fase difensiva. Genevier, sta crescendo il francese, controlla il pallone, non vede compagni liberi avanti, preferisce servire a destra Baldanzeddu, ancora Genevier, di prima, palla dentro per Erpen che la controlla, l'argentino va via su Di Matteo, costretto alla difensiva, ancora Erpen, mette la palla sul destro, il cross e guadagna il primo calcio d'angolo della partita. Il gol di Scognamiglio ha sbloccato anche psicologicamente la Juve Stabia, e attenzione perché ci sono i soliti calci da fermo, il solito piede di Erpen e i soliti saltatori di testa della Juve Stabia, con Mauri, con Bruno, palla per Baldanzeddu, questa volta Plasmati riesce ad intervenire, poi preferisce non correre rischi Baldanzeddu e servire dietro Seculin.
Metà del primo tempo è andata via, 1-1 il punteggio tra Juve Stabia e Vicenza. A Malongà ha risposto Scognamiglio, ci prova ancora la Juve Stabia con Zito. Bacogu si stava spostando a sinistra, lungo rilancio ad opera di Misuraka. Mauri di testa, la spunta su Plasmati, poi Mezzavilla preferisce dar dietro a Seculin. Vietato sbagliare per tutte e due le formazioni. Seculin cercare il solito Zito, il colpo di tacco è attento Mustacchio, e da questa posizione che è partito il primo gol del Vicenza ci riprova ancora Mustacchio. Stavolta va a chiudere Di Cuonzo. Mustacchio deve fare retromarcia e servire Pinardi, di prima intenzione per Castiglia, prova con il sinistro, la palla è fuori. Buona azione comunque del Vicenza con Castiglia. Il tiro ora è inquadrato Castiglia. 24 minuti sul cronometro, 1-1 all'8º Malongà, al 18º Scognamiglio per la Juve Stabia. Le due formazioni hanno già dato tanto da un punto di vista agonistico, di sforzo fisico. Ribadisco che c'è tanto caldo, vedremo se nel secondo tempo qualche giocatore potrà risentire. Intanto guadagna il pallone Bruno, lo difende sull'arrivo di Castiglia, aspetta l'arrivo di Baldanzeddu. Lunghissimo il cross di Baldanzeddu, a cercare però Zito che la mette dentro in maniera molto pericolosa. Non si era veduto Mustacchio dell'arrivo Zito dietro le sue spalle. Secondo angolo Juve Stabia, solito Erpen, questa volta però con traiettoria che non sarà rientrare perché Erpen è un mancino. Vediamo il posizionamento dei giocatori della Juve Stabia, sempre molta attenzione nella difesa delle Vicenza su queste giocate da fermo. Gioca invece corto a sorpresa per Zito che la mette dentro. Bacogu di testa, però Plasmati sta facendo un grande lavoro difensivo. Di Cuonzo troppo corta, Malongà, parte il contropiede della Vicenza con Pinardi. Piedi saggi a gestire il pallone, quelli di Pinardi. Arriva Di Matteo, l'unico ammonitore del confronto, Misuraka. Palla per Plasmati, la difende fallosamente, dice l'arbitro, chiamato fallo a Mauri, che protesta. A terra Plasmati, punizione per il Vicenza. 26esimo minuto, la rivediamo. L'intervento di Mauri, forse prima sul pallone e poi sul giocatore. Punisce il secondo contatto l'arbitro. Calcio di punizione per il Vicenza, e anche in questo caso stavolta la Juve Stabia, l'aspetto difensivo della Juve Stabia che deve prestare tanta attenzione. Potrebbe andare anche alla battuta diretta Pinardi, uno specialista. Lunga rincorsa di Pinardi, siamo intorno ai 25-30 metri. Ecco la rincorsa di Pinardi, la battuta inviata con la testa di Bruno che sembra non essere stato scalfito dal pallone. Di testa sbaglia Bruno, l'intervento decisivo di Di Cuonzo sull'arrivo di Malongà. Calcio d'angolo, il primo anche per il Vicenza. Un attimo di disattenzione difensiva, eccolo qui inquadrato da parte di Mauri che ha sbagliato il tempo dell'intervento. Consente il primo calcio d'angolo per il Vicenza. Lo battono corto, eccolo sempre Pinardi, tutti su di lui i palloni. Malongà è libero, parata di Seculin. Il colpo di testa di Malongà preciso ma non forte, consente a Seculin di stendersi e bloccare in tuffo. Azione pericolosa del Vicenza, la rivediamo. Vedete il colpo di testa di Malongà, sta trovando un po' di spazio. La rimessa è per la Juve Stabia. Ci avviamo alla prima mezz'ora di gioco, 27 minuti sul cronometro. Rimessa in gioco Juve Stabia. Bacogu sbaglia il controllo ma favorisce l'intervento di Bruno. Ancora Bacogu, palla per Zito, a terra Bruno, può andare Bacogu sulla sinistra, entra in area di rigore. Ancora Bacogu, la mette dentro. Di Cuonzo, la palla in calcio d'angolo, dice l'arbitro. Contrasto tra Mustacchio e Di Cuonzo. L'arbitro vede l'angolo, terzo per la Juve Stabia. Stanno venendo spesso da palle inattive i pericoli. Braglia chiama i suoi, Erpen la traiettoria con il ginocchio, c'è fuori aria Baldanzeddu che preferisce dar dietro a Seculin.
ancora Seculin, la lunga battuta a cercare Bruno che di testa serve molto bene Zito, la botta di Zito, classico schema Juve Stabia. Seculin a cercare la spizzata di un attaccante, spesso ovviamente Bruno che cerca gli inserimenti dei suoi compagni, in questo caso Zito che ha un ottimo stop, ha provato una grande conclusione non facile, la conclusione di Zito che ci ha provato. Rimessa in gioco per il Vicenza, primo piano per Braglia, chiamato Braglia in settimana tutti quanti ad una maggiore attenzione, dobbiamo tornare ad essere, ha detto Braglia, la squadra che ha fatto bene l'anno scorso, giocare con la stessa intensità, se no avremo problemi. Di Cuonzo, questa volta è troppo lunga la traiettoria, interviene Martinelli, ancora Genevier, ancora Castiglia, molto buona la prova di Castiglia. C'è Di Matteo, ancora Castiglia, ovviamente i ritmi di gioco non molto elevati sono anche dettati dal caldo in mezzo al campo, i giocatori stanno gestendo anche un po' il proprio fisico. Martinelli, sulla destra è sempre Mustacchio che supera Di Cuonzo, poi c'è un rimpallo favorevole per Pinardi, ancora Pinardi, cerca un dribbling di troppo, forse voleva anche una punizione, Di Cuonzo in palo laterale. In corso il 30° minuto del primo tempo, ricordo il punteggio che è di 1-1. A Malongà, il francese del Vicenza, ha risposto il difensore centrale Scognamiglio. Risultato tutto sommato giusto, questo più di gara. Genevier, Pinardi, ancora Mustacchio, fasi non bellissime di gioco, molto concitate, batti e ribatti, rimpalli, volevano un fallo di mano, giocatore della Juve Stabia, ancora Pinardi, ancora Mustacchio, palla in calcio d'angolo numero 2 per il Vicenza. E anche in questo caso sono ancora una volta, però il Vicenza preferisce battere corto, tirare al destro di Pinardi, poi c'è Misuraka, cross corto, rinvio questa volta di Bruno, poi ha dato Brighenti, palla a campanile, Plasmati però ovviamente ci arriva, Scognamiglio sull'arrivo di Malongà, molto timore nelle aree di rigore. Castiglia aggredito da Erpen, poi Mustacchio, troppo lungo il rilancio, Seculin controlla, nulla di fatto, è sempre 1-1. Vedete come preferisce Seculin addirittura andare con i piedi, palla a terra per cercare, eccolo qui, il solito Bruno che di testa questa volta viene anticipato da Martinelli, però alle sue spalle arriva Genevier, è libero Zito sulla sinistra, 2 giocatori su di lui, ancora Zito, perde il pallone, cerca l'anticipo Scognamiglio, poi Plasmati, messa in gioco in favore, Plasmati protesta perché voleva il fallo di Scognamiglio. Attenzione, le proteste di Plasmati ti costano un cartellino giallo, ha protestato nei confronti dell'assistente, del quarto uomo e dell'arbitro, e a quel punto Manganiello ha estratto il cartellino giallo per Plasmati per proteste, secondo ammonito in casa Vicenza. Al 31esimo Plasmati dopo Di Matteo, 2 cartellini gialli pesanti in casa Vicenza. La battuta di Cuonzo qualche metro dietro, dice l'arbitro. Palla come al solito a Seculin, lungo rilancio, stavolta va Mbakoku di testa, contrasto con Martinelli, ancora Mbakoku, rinvio di Castiglia, poi di testa di Cuonzo, la rimette in mezzo, Pinardi, Malongà, riparte Misuraka, sempre a testa per Mustacchio che va via a Di Cuonzo, non c'è fallo, ha rischiato anche la simulazione Misuraka su questo contatto. Scognamiglio, solito schema, Malongà l'ha capito e cerca di dare fastidio alla battuta del portiere della Juve Stabia. Bruno anticipato da Misuraka, è in posizione di fuorigioco, deve disinteressarsi del pallone Malongà, ancora su Seculin, però subito dopo poi lo va a aggredire. Di testa ancora il Vicenza, Plasmati sbaglia l'intervento, Genevier controlla il pallone, palla per Mbakoku, non si capisce con Bruno, stava stringendo. Brighenti, ancora Plasmati, sbaglia il tocco, Genevier la riconquista ma
Credo che anche il francese Geneviève, che sta commettendo qualche errore di troppo negli appoggi, cosa che non è abituato di solito a fare, debba prendere confidenza con il nuovo terreno di gioco del Romeo Menti di Castellammare di Stabia, altrimenti non si spiegherebbero tanti errori di misura da parte del giocatore francese, di solito non la sbaglia mai nell'appoggio. Eccolo Malonga, Scognamiglio, ancora Geneviève, stavolta difende molto bene il pallone, non c'è fallo, dice l'arbitro, sull'attacco da parte di Castiglia, poi interviene Scognamiglio, poi Pinardi, gioco pericoloso, il calcio di punizione in favore della Juve Stabia, con Pinardi che con esperienza trattiene il pallone. Intanto rivediamo, eccolo qui, il gioco pericoloso prima di Pinardi su Geneviève, giusta la decisione arbitrale, calcio di punizione affidata ai piedi di Seculin, e diventa praticamente il regista difensivo della squadra. È lui che imposta tutto l'inizio delle azioni della Juve Stabia a cercare, eccolo qui, questa volta Bruno si è spostato dall'altra parte, la colpisce di testa, Pen, bravissimo Pisano che con il tacco ha evitato che il pallone terminasse a Mbakoku, ma insiste la Juve Stabia con Baldanzetto, palla dentro, ancora Pisano è attento, poi Pinardi che si sta sacrificando molto, rischia in questo dribbling ma trova un buon pallone per Malonga, ottimo il rientro del francese, va via Malonga che sta in una condizione di forma spettacolare. Mustacchio rallenta il Vicenza, di nuovo palla affidata a Pinardi, palla sempre a Malonga, ancora Mustacchio, piedi buoni del Vicenza, Pinardi ha capito tutto di Cuonzo, Geneviève può ripartire zitto, regolare l'intervento, va via Pinardi, palla dentro per Misuraka, pericolo Vicenza, Misuraka poi fa una cosa a metà tra un tiro e un cross, si dispera plasmata in mezzo all'area, non sapeva probabilmente Misuraka, ha deciso all'ultimo, poi è stato l'intervento di Castiglia su Zito che era un po' in ritardo, ha provato a metterci la gamba ma l'arbitro ha giudicato regolare il suo intervento, quello di Castiglia, e poi la conclusione di Misuraka che poteva mettere la palla in mezzo, invece ha preferito andare al tiro, il pallone è uscito. Mbakoku di testa anticipato da Brighenti, buona la prova di Brighenti in fase difensiva, ancora Malonga, il francese Malonga affidato a Castiglia, forse il migliore dei suoi insieme al francese Malonga, autore del gol. Castiglia a sinistra per Di Matteo, 36 minuti sul cronometro, è sempre 1-1 tra Juve Stabia e Vicenza. Pisano cercare Plasmati, scontro aereo, Scognamiglio Plasmati, Zito a spazio, il rientro di Mustacchio, il fallo di Zito, chiamato dall'arbitro per non aver immediatamente restituito il pallone, eccolo qui, perde la palla e poi fallo di frustrazione da parte di Zito che trattiene Mustacchio che rimane ancora a terra, non sappiamo se ha bisogno delle cure mediche, probabilmente è caduto male, la caviglia destra che si sta toccando, guarda la panchina indeciso o preferisce alzarsi da solo. Mustacchio, ecco qui, rivediamo ancora una volta, qui il contatto con il piede, ciò sente dolore, la caviglia destra. Intanto Seculin, palla che va da una parte e dall'altra, ovviamente dopo l'inizio scoppiettante della gara le squadre adesso stanno ovviamente più attente, anticipato Bruno di testa, poi Geneviève preferisce giocare per Mezzavilla, palla dentro per Mbakoku che si era accentrato, preferisce invece l'arbitro su segnalazione dell'assistente Ceccarelli dice che il pallone è terminato sul fondo, quindi si riprenderà la gara con una rimessa con i piedi di Pinzolio. Adesso è Mbakoku che va ad aggredire Brighenti, Baldanzetto, controllo non perfetto, palla in faro laterale, 38 minuti sul cronometro, 7 al termine. Misuraka, gioco adesso più compassato delle due formazioni, tutto il Vicenza che cerca di fare più gioco e la Juve Stabia si affida invece ai suoi lanci, per linee orizzontali il Vicenza. Pisano aspetta l'arrivo di Martinelli,
cerca di farsi vedere e dettare il passaggio Pinardi, poi sbaglia Castiglia, uno dei rari errori, può andare in contropiede e lo fa con Erpen. La Juve Stabia, azione pericolosa, è scoperta la difesa, poi c'è un fallo su Bruno, la palla però è libera per Zito, il sinistro di Zito, miracolo di Pinzoglio, però è stato giudicato in posizione di fuorigioco Zito. Inutile la parata di Pinzoglio. Ecco qui l'assistente Ceccarelli. C'era stato un fallo su Bruno che aveva, tra virgolette, costretto Erpen a servire sulla sinistra. L'arbitro poi ha fermato tutto, c'è posizione di fuorigioco di Zito, così giudicata dalla terna arbitrale, quindi nulla di fatto, ma si era sviluppato sull'errore di Castiglia, uno dei suoi primi errori della gara, un pericoloso contropiede della Juve Stabia. Genevier si fa vedere di Cuonzo, anticipato di netto Mbakogu, e adesso il contropiede è firmato da Malonga, dal francese Malonga, va a chiudere Mauri. Malonga 1 contro 1, il doppio passo, Malonga entra in area di rigore, c'è il contatto, l'arbitro non fischia, può ripartire Mbakogu, palla a terra, va il nigeriano, cerca il riscatto, con una forza fisica si porta il pallone nella metà campo avversaria del Vicenza. Controllato da Di Matteo, Mbakogu arriva stanco, perde quasi il controllo, la palla rimane in campo ma sbaglia il disimpegno il Vicenza. Adesso si fa sentire un po' di stanchezza, Erpen entra in area di rigore, Erpen la tocca con un dribbling in più, cominciano a far fatica le squadre a rientrare, si stanno allungando e il primo caldo negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo si comincia a far sentire. Non lo avverte Mustacchio, che fa l'ennesima cavalcata sulla fascia destra, non lo trattiene a fatica Zito, mette un bel pallone dentro Mustacchio, Plasmati è troppo lunga e può andare via Baldanzeddu. Adesso vedete come si sono allungate le squadre. Erpen, Baldanzeddu, riceve Bruno di testa, però è attento Brighenti, uno dei migliori della difesa del Vicenza. Rimessa in gioco per la Juve Stabia, 40 minuti sul cronometro, un sussulto da una parte e dall'altra, frutto soprattutto del fatto che le due formazioni cominciano ad avvertire un po' di stanchezza, c'è qualche errore adesso nei disimpegni. Genevier a cercare Bruno di testa, la difende, la mette giù Bruno, aspetta il piazzamento dei compagni, c'è Mezzavilla, a sinistra c'è Di Cuonzo che riceve un buon pallone, fa fatica a metterlo a terra, ancora Di Cuonzo, si fa vedere Erpen, riceve il pallone Erpen, ancora Erpen preferisce dar dietro per Mezzavilla, si è chiuso per il Vicenza, deve ripartire la Juve Stabia, lo fa ancora con Baldanzeddu, stavolta proverà a mettere dentro il triangolo con Mezzavilla, ancora Baldanzeddu, in area di rigore si aspettano tutti, c'è un tocco con la mano, Erpen, palla dentro, ancora il destro da parte di Mezzavilla, Erpen che ha preferito far giocare la palla a Mezzavilla che arrivava da dietro, il tiro, la parata di Pinzoglio, lo rivediamo, eccolo qui, Mezzavilla mette a terra la puntata del brasiliano, la parata di Pinzoglio che va lungo con i piedi a cercare Malonga, ancora Genevier, è cresciuto il francese, ovviamente con lui è cresciuta tutta la Juve Stabia. Bruno a cercare Erpen, va via Di Matteo, ancora Erpen, a fatica il disimpegno del giocatore del Vicenza, Misuraka, ancora Di Matteo, rimessa laterale, ultimi 3 minuti di gioco, vedremo quanto darà di recupero l'arbitro, non credo tantissimo, c'è stato un intervento all'inizio su Mezzavilla, forse a stento 1 minuto, 2 ammonizioni, ricordo gli ammoniti tutti e due nel Vicenza, Di Matteo al 17esimo, il Plasmati al minuto numero 31, primo piano per Breda, un po' perplesso, attento sugli sviluppi di questa gara, molto equilibrata, molto sentita, già la terza giornata cominciano a diventare decisivi e pesanti gli incontri, questo per la Juve Stabia dopo 2 partite, 2 sconfitte è diventato già decisivo. Rimessa in gioco per il Vicenza, Plasmati di testa, va via Misuraka, Genevier, si fa vedere Malonga, detta sempre il passaggio il francese, la palla sul tacco, ancora Malonga a destra del libero Mustacchio, riceve il pallone, ancora Mustacchio, Di Cuonzo è andato a chiudere, è veramente letale quando il pallone arriva a Malonga nel corridoio, velocissimo il francese, trova inserimenti nei centrali difensivi della Juve Stabia e diventa davvero pericoloso. Pinardi chiude Di Cuonzo, chiude poi Zito, il destro a cercare Bruno che la difende bene, poi c'è il fallo ad opera di Brighenti,
calcio di punizione in favore della Juve Stabia. Pensate che viene a batterla Sekulin, si porta la palla un po' più indietro, ma il fallo era anche più avanti, quasi sulla linea centrale del campo. 2 minuti alla fine del primo tempo, 1-1 il punteggio. Sekulin a cercare il solito Bruno, questa volta la traiettoria è corta, poi Baldanzetto di testa, Bruno con il tacco, arriva Erpen, palla dentro per Bakoku, la difende Bakoku, il tacco intelligente per l'arrivo di Mezzavilla, ma ha capito tutto Brighenti, anzi Pisano, li ha messo in calcio d'angolo. Questa volta era stato bravo il nigeriano perché aveva visto l'inserimento di Mezzavilla, aveva capito tutto Pisano, ma c'è il calcio d'angolo, questa volta però affidato a Genevier. Colpo di testa da parte di Mezzavilla, di testa ancora Plasmati, Malonga allunga la traiettoria, Di Quonzo per Baldanzetto, preferisce dar dietro a Sekulin, non vuole correre rischi la Juve Stabia in questo finale, era tutta scoperta con tutti i difensori avanti. Sekulin a cercare il solito Bruno, di testa questa volta, contrasto con Martinelli, rimessa in gioco per la Juve Stabia. 44 minuti sul cronometro, ultimo in 60 secondi prima dell'eventuale recupero. Palla Zitto, ancora Di Quonzo, la controlla con il destro, sbaglia però il cross. Martinelli, Malonga, arrivo di Pinardi a cercare Plasmati, un po' troppo lunga la palla per Plasmati. Baldanzetto per Sekulin. Siamo nel corso dell'ultimo minuto, vediamo il quarto uomo Fiore cosa indicherà. Il lungo rilancio, Bruno di testa anticipato da Martinelli, Pinardi sempre per Castiglia, riparte il Vicenza, lo fa con Malonga, palla a terra, Misuraca, spazio sulla sinistra e scende Di Matteo, ancora Di Matteo, un po' scoperta adesso la retroguardia della Juve Stabia, poi Misuraca, sempre Di Matteo, l'inserimento di Castiglia può essere pericoloso, ancora Di Matteo, Baldanzetto va a chiudere, Di Matteo. Un minuto di recupero, comincia in questo momento. Erpen, Baldanzetto, l'intervento di Mbakoku che commette però fallo di mano. Un solo minuto di recupero, chiuderà in attacco il Vicenza. Ricordo il punteggio 1-1 tra Juve Stabia e Vicenza. Malonga all'8° minuto del primo tempo, la risposta di Scognamiglio al 18°. Palla affidata a Pinardi, pochi secondi alla fine, vediamo se il Vicenza riuscirà a sfruttare questa azione offensiva. Lo fa con Martinelli a cercare in attacco Plasmati, poi interviene Mauri, ancora Pinardi troppo lunga, e credo che questa sia stata l'ultima azione del primo tempo. Non so se l'arbitro farà battere o meno la rimessa laterale affidata a Di Quonzo, pronto al fischio che manderà tutti negli spogliatoi. Genevier, Erpen, eccolo qui però il fischio dell'arbitro Manganiello. Le squadre stanno andando al riposo. E 1-1 il punteggio, ricordiamo il gol di Malonga e poi quello di Scognamiglio. 1-1. Eccoci qui, stanno rientrando le formazioni, non mi sembra di vedere cambi in questo. Ecco qui inquadrato Braglia, determinatissimo a trovare i suoi primi punti in questo campionato iniziato così come purtroppo ormai antica tradizione sembra iniziare il campionato della Juve Stabia da 3 stagioni, con la sua gestione sia in Lega Pro sia l'anno scorso in Serie B, nelle prime 2 giornate altrettante sconfitte, cosa che è successa per il terzo anno anche questa volta. Non mi sembra di vedere, ripeto, cambi. Ricordo le panchine nella Juve Stabia, oltre al portiere di riserva Nocchi ci sono Aghiei, Caserta, Vinci, Improta, Accosti e Murolo. Ripeto, non ci sono attaccanti di ruolo veri e propri. Nel Vicenza insieme, oltre al portiere di riserva Coser, c'è Giandonato, Giacomelli, Maiorino, Giani, Camisa e Gentili. Questa volta sarà la Juve Stabia a cominciare alla battuta del secondo tempo. Ripeto, non ci sono cambi in questo avvio. 1-1 il punteggio, vedremo
se il caldo si farà sentire soprattutto nell'ultima parte del primo tempo. Le due formazioni hanno rallentato molto il loro ritmo di gioco, ma adesso ovviamente si giocano gli ultimi 45 minuti e sono 45 minuti importanti, perché il Vicenza proverà a sfruttare, ecco qui parte il nostro cronometro in questo momento, cercherà di sfruttare naturalmente la velocità del solito Malongà, la sapiente regia di Pinardi e di Castiglia. Intanto seguiamo però subito questa azione della Juve Stabia con Bakogu, serve dietro il pallone per Erpen che ha la possibilità di metterla sul sinistro, un buon cross dentro, però è attentissimo nella diagonale difensiva Mustacchio, poi recupera il pallone Di Cuonzo, ancora Di Cuonzo, intervento a gioco pericoloso da parte di Di Cuonzo, fischiato subito dall'arbitro. Può ripartire in contropiede il Vicenza, scoperta la difesa della Juve Stabia, Pinardi si fa vedere anche Plasmati, ancora Pinardi, 1 contro 1, Pinardi va alla conclusione, la chiude Seculin in parata sicura a terra. Subito si sono fatti vedere le due formazioni con un'incursione a testa, ancora Bruno a difendere, aspetta l'arrivo di Genevier, il metronomo di centrocampo della Juve Stabia insieme a Mezzavilla, con il ritorno di Erpen che ora riceve il pallone da Baldanzeddu, è tornato titolare l'argentino. Bakogu, palla dietro per Genevier, prova a piazzarla il francese, gli applausi del pubblico, tiro abbastanza letto però dal portiere Pinzoglio, il tiro di Genevier, palla alta sulla traversa. Sono circa 3.000 gli spettatori presenti quest'oggi al Romeo Menti, circa 1.500 gli abbonati, poco meno di 1.500 gli abbonati della Juve Stabia. Questa cosa è dispiaciuta un po' al presidente Magniello, che si aspettava una risposta maggiore da parte della città dopo l'ottima stagione scorsa. Cose invece differenti sta succedendo a Vicenza, perché l'entusiasmo del ripescaggio in Serie B e l'ottimo avvio di gara ha fatto sì che ben 4.500 tessere siano già state sottoscritte dai tifosi del Vicenza. Seguiamo proprio l'azione con Plasmati che cerca di spizzarla per Malongà, difendono i giocatori della Juve Stabia il pallone che termina sul fondo. Sono andati via i primi 2 minuti di gioco del secondo tempo, il punteggio 1-1. Ricordo anche che nella quarta giornata la Juve Stabia giocherà in trasferta, una difficile trasferta contro il Novara, mentre il Vicenza nel derby attenderà il Verona, una delle favorite di questo campionato. Due difficili partite per Juve Stabia e per Vicenza. L'ottima apertura di Genevier e Zito si fa vedere Di Cuonzo, riceve un buon pallone, bravissimo però Mustacchio, perché nella chiusura difensiva ha sporcato un po' il passaggio da parte di Zito. Ancora Vicenza con Plasmati, buono il controllo da parte di Plasmati, si gioca sul campo in erba sintetica, il Vicenza si è allenato tutta la settimana. Misuraca è contrato molto bene da Baldanzeddu, sta crescendo tanto. Genevier naturalmente ne beneficia immediatamente il gioco della Juve Stabia. Sui piedi del regista francese è affidata gran parte del lavoro della squadra e come al solito è Seculin, si cercherà la solita lunga battuta, questa volta è Bakogu a cercare il pallone di testa. Pinardi, c'è sempre lui sui palloni, Plasmati, ancora Pinardi, forse c'è la ripartenza fallosa, il fallo di Di Cuonzo su Plasmati che rimane a terra, però si è fatto male anche Di Cuonzo in questa occasione. Plasmati resta a terra, ma sembra, intanto abbiamo rivisto il fallo nella ripartenza da parte proprio di Di Cuonzo, che ha rischiato in questo caso il cartellino giallo, infatti subisce un richiamo ufficiale da parte dell'arbitro, invece era stato più determinato nel primo tempo nei confronti soprattutto di Di Matteo e di Plasmati. Si disseta Braglia, gran caldo anche in panchina. 4 minuti sono andati via. Martinelli, il capitano, a cercare la testa di Plasmati, anticipato da Mauri. Baldanzeddu nel ripiego difensivo. Bakogu è anticipato ma può andare via in contropiede, ancora Bakogu, può andare 1 contro 1, gli va a chiudere molto bene la strada Pisano. Decisivi gli interventi di Pisano, ha salvato la situazione in 2 o 3 situazioni un po' particolari. Dovrebbe essere ammonito
Castiglia. A termini di regolamento quest'anno il fallo di mano è sistematicamente punito con il cartellino giallo. Cartellino giallo numero 3 per il Vicenza. Castiglia, il fallo di mano, terzo ammonito. Rivediamo il fallo di mano, oltretutto anche volontario, al quinto minuto, terzo ammonito in casa Vicenza. Dopo Di Matteo e Plasmati anche Castiglia. Punizione affidata a Scognamiglio sempre per Geneviera. Adesso lo cercano di più i compagni. Baldanzettu, a destra c'è Erpen, arriva a Mezzavilla, mette una palla dentro, troppo lunga ma Zito non riesce a trattenerla. Immediata la segnalazione dell'assistente Cucchiarini. Rimessa in gioco per il Vicenza, ancora equilibrio in campo con la Juve Stabia che prova a pungere un po' di più. Sesto minuto, il lungo rinvio di Pinzoglio, Plasmati a terra. Plasmati fa quello che fa Bruno per la Juve Stabia. I rinvii da parte del portiere sono a cercare naturalmente la testa di giocatori molto forti nel gioco aereo come Bruno nella Juve Stabia, come Plasmati appunto nel Vicenza. Pinardi, eccolo qui, ancora Plasmati, sempre lui, di testa la recupera, poi interviene pericolosamente Scognamiglio. Genevier, Zito cerca l'anticipo su Mustacchio, ancora Zito, retropassaggio, ha capito tutto però Pinardi. Di Cuonzo difende il pallone, ancora Genevier, aggredito da Castiglia, poi tocca il pallone, la perde, poi ancora Pinardi. Ovviamente un giocatore dalla tecnica sopraffina come Pinardi ha una capacità di adattamento maggiore sul terreno del gioco in erba sintetica. Lungo rinvio di Pisano a cercare il solito Plasmati, non ci arriva ma ci arriva Malonga che però sbaglia il controllo. Ancora Mbakogu, l'anticipo su Bruno. Genevier, il lungo rilancio a cercare Zito, trova il pallone Zito, ancora Zito dentro, bravissimo Misuraka, ancora Zito, rischia Zito. Genevier, ricordo che su questo contatto Zito il cadere a terra in area di rigore prese un cartellino giallo per simulazione che costò l'espulsione a Zito. Ancora Genevier, guardate adesso il francese come gestisce il pallone, palla a Mezzavilla, ancora per Mauri, spinge la Juve Stabia, lo fa con Mauri, poi c'è Erpen, mette la palla dentro, c'è però un fallo d'opera di Misuraka su Mauri, calcio di punizione. Piano per Martinelli, rimasto intanto a terra, anche se sembra rialzarsi. Ovviamente l'intervento dei sanitari costringerà il Vicenza a giocare con l'uomo in meno, colpito al ginocchio. Si riprenderà con un calcio di punizione per la Juve Stabia al 9° minuto del secondo tempo. Vuole 3 uomini in barriera Pinzoglio, lo urla, deve uscire Brighenti, non so se potrà fare il suo ingresso in campo prima della punizione, quindi Vicenza che si difende con l'uomo in meno su questa punizione affidata a Genevier, con tutti i saltatori della Juve Stabia in area di rigore, Scognamiglio, Mauri, Bruno, c'è anche Mezzavilla. Si difende con l'uomo in meno il Vicenza, può rientrare a termini di regolamento se non con il gioco in corso. La battuta di Genevier, mischia in area di rigore però Plasmati spetta su tutti da una mano. Genevier, ancora Zito, ancora fuori Brighenti, palla lunga per Erpen, adesso fa il suo ingresso in campo Brighenti ma ha rischiato il Vicenza. 10° minuto in corso, punteggio 1-1. Disimpegno con grande attenzione quello difensivo adesso alle due formazioni che non vogliono sbagliare. Malonga, ancora Misuraka,
3 giocatori della Juve Stabia. Recupera il pallone Erpen, poi Bruno, palla per Mbakoku sulla fascia destra, spazio il nigeriano, si fa vedere anche Zito. Mbakoku cerca di entrare in area di rigore, Mbakoku entra in area di rigore ancora Mbakoku, palla dentro per Bruno, viene anticipato però da Mustacchio. Zito, riparte ancora Mustacchio, inesauribile nel Vicenza. Altra incursione di Mustacchio che trova a destra Plasmati, fa salire la squadra, il centravanti del Vicenza. Aspetta l'arrivo di Pinardi, si fa vedere anche Misuraka, troppo largo il pallone di Pinardi per Malonga, interviene Baldanzeddu, rivia il pallone nella metà campo del Vicenza con Brighenti. Bruno lo recupera, ma la palla è in fallo laterale in favore della squadra allenata da Breda. 11 minuti sul cronometro, 1-1 il punteggio. Stiamo per effettuare il primo cambio della partita, il cambio in casa Vicenza. Sta per entrare il numero 18, anzi il numero 13, Gianni, e probabilmente Brighenti non ce la fa, infatti Zoppicante esce, quindi Gianni per Brighenti. Gianni per Brighenti, primo cambio della partita dettato dall'infortunio di Brighenti, che zoppicando esce dal campo, entra Gianni. Non cambia nulla da un punto di vista tattico, perché Gianni va a fare il terzo di difesa a sinistra, giocatore di ruolo, quindi cambio Gianni per Brighenti al 12° minuto. Ancora la Juve Stabia con Mezzavilla, palla per Genevier, Baldanzeddu a destra, ancora Baldanzeddu, trova un buon cross, anticipa tutti però l'ottimo intervento di Pisano. Malonga, il francese per Plasmati, cercano di far arrivare la squadra che si sta un po' accorciando in difesa. Meno propositivo il Vicenza in questa fase, probabilmente, ribadisco, la stanchezza può farsi sentire, e sta approfittando la Juve Stabia, che lentamente, in maniera non ancora incisiva e determinante, però sta spostando lentamente il suo baricentro avanti. Adesso va per linea orizzontale il Vicenza, ripeto, è entrato Gianni per Brighenti. Eccolo qui Gianni in possesso di palla, il sinistro di Gianni a cercare Malonga, eccolo Malonga, il suo inserimento centrale, c'è il fallo di Genevier, calcio di punizione molto pericoloso per il Vicenza al 13° minuto. Malonga ha sempre approfittato, il francese, di questi inserimenti centrali, e ovviamente il pallone viene gestito con cura da Pinardi, ma vediamo anche Plasmati molto determinato nell'aver messo il pallone a terra. Pinardi guarda Plasmati, si stanno concertando i due, poi Pinardi non so che cosa dica a Plasmati, che con grande cura sembra voler battere lui a tutti i costi. Attenzione anche però al sinistro, si allontana Pinardi, c'è anche il sinistro proprio di Gianni appena entrato, o il destro di Plasmati, vediamo un po'. 13 minuti sul cronometro, parte proprio Gianni, il pallone alto sulla traversa. È stata una finzione scenica quella di Plasmati, ha cercato di far capire a tutti, è arrabbiato però Plasmati, non credo proprio finzione scenica. Intanto rivediamo il tiro alto di Gianni, che Plasmati voleva forse batterla lui, e invece abbiamo rivisto il tiro di Gianni alto sulla traversa. 14 minuti sul cronometro, è sempre 1-1 tra Juve Stabia e Vicenza. Seculin, Breda richiama Plasmati un po' più dietro per lottare di testa, dove Mbakoku viene anticipato da Castiglia, poi Baldanzeddu troppo largo per Erpen. Comunque l'asse difensivo del Vicenza sta chiudendo soprattutto con a sinistra Di Matteo e adesso Gianni, e a destra con Mustacchio. Ha sbattuto con la testa a terra Plasmati. L'arbitro dovrebbe interrompere il gioco perché Plasmati nella ricaduta ha battuto con la testa a terra. Ovviamente nella ricaduta mi sembra averlo visto in diretta con la nuca, ecco, adesso lo andiamo a rivedere. Poi c'è il contatto con Mauri, cade e sbatte, eccolo qui, con la testa a terra Plasmati, che risente un po'.
intanto c'è anche il cambio in casa Juve Stabia, ne approfitta di questo momento di pausa Braglia per rimandare in campo Acosti per Erpen. Un po' di freschezza in campo in più, entra Acosti per Erpen. Ha fatto comunque bene l'argentino in campo. Giocatore di proprietà fiorentina, fatto molto bene con la primavera, dotato di una velocità davvero impressionante. Dato la battuta di Seculin, Bruno di testa non ci arriva, la prende Mustacchio, rimessa laterale, quindi Acosti a destra per Erpen. Forze fresche in campo per Braglia. 16 minuti sul cronometro, 1-1 il punteggio. Ci prova la Juve Stabia con la lunga rimessa di Cuonzo a cercare Mbakoku di testa. L'intervento da parte di Pinardi che non ci pensa su due volte. Palla per Scognamiglio e, ripeto, comincia a farsi sentire la stanchezza in campo. Abbiamo visto i cambi. Controlla ancora Mustacchio. Scognamiglio con il tacco rischia ma fa una bella cosa. Baldanzettu, eccolo il primo pallone che cerca di chiamare Acosti, ma è bravo Gianni, anzi Di Matteo nella chiusura. Poi Castiglia, poi Plasmati, il fallo di Mezzavilla su Plasmati. Adesso naturalmente si sta dedicando molto al gioco di contenimento, a far salire la squadra. Gianni Pisano. Malongà si libera molto bene di Mezzavilla, punta come al solito centralmente, la finta di Plasmati per Misuraca, palla dentro, Scognamiglio, il rimpallo, Mauri riesce a risolvere Mauri con la punta del piede, un rimpallo che stava diventando davvero pericoloso. Bruno, ancora Bruno, anticipato da Martinelli. Ottima la prova difensiva del Vicenza che soltanto nell'occasione del gol della Juve Stabia ha avuto quell'indecisione tra Martinelli e Pinzoglio, sfruttata poi al meglio da Mbakoku, che adesso commette fallo il nigeriano. Calcio di punizione con palla in movimento, dice Manganiello. Gianni per Martinelli, ancora Pinardi, 17 minuti sul cronometro, è sempre 1-1, va via Malongà, ancora Pinardi, vede l'arrivo di Di Matteo, riceve il pallone Di Matteo sulla fascia sinistra, ancora Di Matteo, la mette dentro per Misuraca, ancora Pinardi, fallo di Acosti, l'arbitro lascia correre, ancora Pinardi con la punta, Acosti cerca la carambola che poteva anche essere pericolosa, trova invece il calcio d'angolo numero 3 per il Vicenza. I precedenti due li ha sempre battuti corti, sempre due uomini dall'archetto, e anche questa volta è proprio uno schema da parte di Breda. Pinardi, ancora Di Matteo, di testa Plasmati, sale in cielo, poi Scognamiglio, poi Mbakoku, la rimessa in gioco però è del Vicenza, è cresciuto molto Plasmati in questa ripresa. Pisano, ancora Castiglia, sempre Malongà che è venuto a prendersi palla sulla tre quarti, ancora Pinardi. Pinardi quando vuole la fa vedere poco agli avversari. Gianni preferisce giocare palla il Vicenza, avere la gestione della partita. Castiglia poi cerca di fare questi inserimenti centrali, questa volta ci va a Misuraca, poi Di Matteo e poi si ripartirà al centro sempre con Pinardi, ma intanto è tanto controllo palla per il Vicenza. Martinelli a cercare il solito Plasmati, di testa Plasmati, il muro di Mauri, ancora Plasmati, Mezzavilla, lotta, poi Plasmati, poi ancora il sinistro, cerca di liberarsi Castiglia. Si erano fermati i giocatori della Juve Stabia probabilmente per protestare per un fallo di mano di Plasmati. Genevier, lunghissimo rilancio a tagliare il campo, precisissimo per Zito, arriva Di Cuonzo in sovrapposizione, ancora Zito però palla al piede, entra in area di rigore, Zito ha un corridoio, ancora Zito, la puntata di Zito, non riesce a trovare neanche il calcio d'angolo, inutile inserimento di Di Cuonzo, aveva trovato un po' di spazio la Juve Stabia. Al 20° minuto l'incursione di Zito, contrata, abbiamo rivisto, dalla difesa del Vicenza. Pisano, non affretta il Vicenza,
naturalmente ha un maggior controllo del pallone. Mustacchio a cercare il solito Plasmati, adesso però le sta prendendo tutte. Accosti, eccolo qui il ghanese per Genevier, difende il pallone, aspetta l'arrivo di Baldanzeddu a destra, si è proposto poche volte Baldanzeddu, ancora Genevier, Bruno, l'arbitro considera regolare l'intervento difensivo di Pisano, può ripartire con il solito Malonga il Vicenza, c'è Misuraka a sinistra, sta dando adesso una mano in più Misuraka, e poi sempre Pinardi che non riesce a fare il buono il primo controllo, poi recupera il piede, ancora Pinardi, testa alta e lancio splendido per Di Matteo, mette il pallone sul sinistro, supera Baldanzeddu, Di Matteo mette la palla dentro, la controlla poi Genevier, non c'era nessuno in area di rigore, poi il fallo su, questa volta fischiato da Manganiello per il fallo di Gianni. Accosti, è stato richiamato Gianni. Calcio di punizione per la Juve Stabia, 21 minuti sul cronometro. Di Cuonzo, ancora Zito con la punta del piede, davvero pochissimi spazi per la Juve Stabia in attacco, si difende molto bene il Vicenza che rischia pochissimo. Ancora Castiglia, eccolo Di Matteo, fase molto difensiva Castiglia, ovviamente fanno fatica a fare pressing i giocatori della Juve Stabia, che con questo grande caldo le ultime energie da spendere bisogna centellinarle. Pinardi controlla un gran pallone, cerca l'inserimento, poi Seculin chiama il pallone, Plasmati lo voleva più centrale, ma Pinardi sta adesso dettando i tempi di gioco. L'anticipo di Martinelli su Mbakogu, adesso è un po' in affanno la Juve Stabia da un punto di vista fisico, cerca di crescere, di rispondere il Vicenza, lo fa con Malonga, a destra il solito Mustacchio, anzi Pinardi va via, il controllo da parte di Di Cuonzo, rimane a terra Pinardi, poi Bruno, ma è troppo solo, centravanti del Vicenza, aspetta Baldanzeddu, ancora a terra Pinardi, intanto a Costi, va via Costi, mette in funzione tutte le sue doti di velocista, ancora Costi, non c'è fallo, dice l'arbitro che lascia giocare, mentre Pinardi è ancora a terra dall'altra parte, Pinardi a terra da una parte e Acosti a terra dall'altra, ma l'arbitro lascia giocare, poi decide probabilmente, continua a giocare il Vicenza, ha avuto per un attimo, ci ha pensato Pisano, poi Misuraka. Le squadre cominciano però ad allungarsi in campo, c'è poca pressione sui portatori di palla, ripeto, fa un gran caldo e comincia a farsi sentire. Misuraka, il fallo di Baldanzeddu, su Misuraka il calcio di punizione, abbiamo superato la metà del secondo tempo, ancora a terra Misuraka, intanto c'è un po' di movimento sulle panchine, si arrabbia anche Braglia. Ci sono stati due interventi, Misuraka non ha bisogno dell'intervento dei suoi sanitari, l'arbitro ha lasciato correre in questo frangente sia l'intervento su Pinardi che quello su Accosti. Qualche cosa da dire Baldanzeddu e Misuraka, anche Malonga e Baldanzeddu, un po' di nervosismo in campo, prova a sedare gli animi Manganiello. Calcio di punizione in favore del Vicenza. Pinardi, sempre lui con il pallone incollato tra i piedi, a cercare il solito Plasmati, non ci arriva, c'è Zito che la rilancia, Bruno la tocca, ma è attentissimo però Gianni in chiusura, con Malonga che era in posizione di fuorigioco, poi Seculin controlla, nulla di fatto, ci avviamo al 24esimo minuto di gioco, 1-1 il punteggio. Sta per entrare anche Caserta nella Juve Stabia, colpo di testa, Mezzavilla, Baldanzeddu, ancora Mezzavilla. Vedete questi errori di impostazione sono sicuramente dettati anche dalla stanchezza, vedete come le due squadre fanno fatica a dare pressione e intensità al gioco.
cominciano naturalmente all'inizio di stagione ad accusarsi ancora con i primi caldi, le prime fatiche. Mbakogu, ancora Genevier, il libero Baldanzeddu a destra, riceve il pallone, si fa vedere a Costi molto largo, Baldanzeddu preferisce andare invece al cross centrale, ribattuto da Misuraka, ancora Genevier che controlla, sombrero su Malonga, poi c'è Mezzavilla, ancora un errore da parte di Mezzavilla nel tocco, nella misura. Baldanzeddu accosta, Accosti per Mezzavilla, sempre Accosti il fallo, Accosti su Di Matteo. Eccolo il cambio in casa Juve Stabia, sta per entrare Caserta, esce Mbakogu, probabilmente l'ha visto stanco. 26esimo minuto, Caserta per Mbakogu. Continua il suo lungo digiuno Mbakogu, che non segna da novembre dello scorso anno, nel 2011. Probabilmente effettuerà ancora un altro cambio la Juve Stabia. Esce Di Cuonzo per Alessandro Vinci. Vinci per Di Cuonzo, altro cambio, tutti e tre cambi ha fatto Braglia. Non so se c'è un cambio tattico. Vinci va a giocare a destra, Baldanzeddu si sposta a sinistra nella difesa a 4, quindi Vinci per Di Cuonzo e Caserta per Mbakogu. Praticamente adesso il centrocampo ha ridisegnato così la squadra Braglia, è un centrocampo che gioca a 3 con Caserta, Mezzavilla e Genevier, con Bruno, e a fianco di Bruno ci sono naturalmente Zito molto più avanzato. Attenzione intanto a Castiglia, Seculin riesce a controllare l'ottimo tiro di Castiglia. È un 4-3-3, era una delle intenzioni di Braglia alla vigilia del confronto, e nelle dichiarazioni pre-gara aveva detto che se avesse giocato con il 4-3-3 potrebbe trovare spazio in squadra Caserta. L'anno scorso è arrivato dall'Atalanta, quest'anno ha predicato di cambiare squadra, poi è rimasto con la Juve Stabia, adesso è stato reintegrato in forma ufficiale. Tanto seguiamo prima l'azione della Juve Stabia con Mezzavilla, tocco per Bruno, palla per Genevier, a destra c'è Acosti, cerca di farsi vedere la Juve Stabia, ancora con Acosti che supera Misuraka, ancora Acosti in area di rigore, palla dentro per Baldanzeddu, troppo largo il triangolo di Caserta, non di Baldanzeddu, la palla termina sul fondo. 28 minuti sul cronometro, il punteggio è sempre 1-1. Ricordo quindi la storia di Caserta, che è reintegrato in forma ufficiale nella rosa della squadra dopo che non è stato trovato nessun tipo di accordo per la sua cessione. È diventato di nuovo giocatore a tutti gli effetti a disposizione di Braglia, che lo ha immediatamente, si è visto oggi, impiegato in corso di partita nel momento in cui ha cambiato modulo di gioco, è tornato al 4-3-3, la difesa a 4, i 3 di centrocampo con Caserta e Genevier al fianco di Mezzavilla, in attacco Bruno la punta centrale, Zito e Acosti sono sulle fasce. Seguiamo ancora Vinci che socca il suo primo pallone, palla per Mezzavilla, ancora la Juve Stabia, 29 minuti in corso, palla a sinistra per Baldanzeddu che ha cambiato fascia di competenza, eccolo qui proprio Caserta in possesso di palla per Zito, ci prova ancora Zito, il cross dentro, poi palla per Genevier di testa per Bruno che cerca di controllare il pallone per Acosti, ha arretrato molto il Vicenza adesso, ancora Acosti cerca di liberare il sinistro, il ghanese, ancora Acosti, palla per Genevier, il francese, ancora palla a terra, ancora Genevier, si gioca in spazio limitatissimo, poi ancora Vinci, il cross dentro di Vinci, Martinelli, cross morbido da parte di Vinci, poi Bruno di testa, buono l'inserimento, ma non c'è nessuno che riesce a seguire il pallone di Bruno. Adesso il Vicenza ha rifiatato un attimo, gli innesti nuovi hanno portato un po' più di energia fisica alla Juve Stabia, Costi, Vinci, Caserta. Vedremo che cosa accadrà ormai in questo ultimo quarto d'ora e poco più della partita. Nel secondo tempo per la verità è successo davvero molto poco, i portieri quasi mai impegnati in maniera decisiva. Baldanzeddu contratto da Pinardi, ancora Baldanzeddu va via, cerca di mettere la palla sul destro, il suo piede preferito, e serve Vinci, eccolo qui Alessandro Vinci, palla per Acosti, cerca sempre l'1-2 Acosti con Caserta,
Eccolo qui Caserta, chiuso Misuraka, prima presenza per Vici, poi Pisano nel tentativo di rilanciare Malonga, provato il contropiede, ha sbagliato però il rinvio. Ribadisco, dato Braglia sta incitando i suoi. Bruno di testa, Zito, ancora Zito, cerca di andare via, viene contrato e guardate quanti errori in fase di impostazione da una parte e dall'altra. La stanchezza sta diventando sovrana. Mezzavilla però affonda la Juve Stabia, lo fa con Vinci, ancora Acosti, cerca di andare via, un dribbling di troppo per il ghanese, palla per Mauri, la mette dentro, però in area di rigore il Vicenza adesso si è chiuso molto, non è velocissima nella manovra la Juve Stabia, permette un controllo abbastanza facile nel gioco aereo al Vicenza. Vinci, ancora 2 sostituzioni da spendere in casa Vicenza. Intanto seguiamo Mezzavilla, palla dentro per Genevier, ancora Genevier, la mette dentro, c'è il muro del Vicenza, Acosti con il destro, non riesce a impattare bene, palla che termina sul fondo. 31 minuti sul cronometro, primo piano per Acosti, rivediamo, la palla sembra un flipper, poi Acosti va con l'esterno destro, la palla è sul fondo e riprende Pinzoglio. 1-1 il punteggio, sempre Juve Stabia Vicenza. Questo finale che vedremo che cosa potrà regalare, se ci saranno delle sorprese in questo secondo tempo che, ribadisco, fino a questo momento non ha regalato tantissime emozioni. Intanto c'è una rimessa laterale in favore della Juve Stabia, sembrava il Vicenza pronto all'ennesima sostituzione. Genevier, eccolo Acosti, ancora Di Matteo che si sta sacrificando molto in fase di ripiego, soprattutto adesso che è entrato Acosti, si sta difendendo moltissimo, eccolo qui inquadrato. Vinci alla rimessa, Mezzavilla, ancora Acosti, va morbido sul pallone Misuraka, Malonga, Plasmati, attenzione al contropiede, il velocissimo Malonga. Seculin, bravo con i piedi anche se è un po' rischioso il suo intervento, palla che è uscita, il lancio di Baldanzeddu terminato fuori. Eccolo qui il cambio in casa Vicenza, è proprio Malonga ad uscire, al suo posto Giacomelli. 33 minuti di gioco, Giacomelli, autore di una rete, la prima rete della stagione del Vicenza contro Spezia. Giacomelli per Malonga, anzi no, ci ripensano perché Malonga rimane in campo e decide di cambiare Plasmati. Non sappiamo se sia stato Plasmati a voler chiamare il cambio, comunque Giacomelli sicuramente entra, ma non più al posto di Malonga ma di Plasmati, che ha disputato un buon secondo tempo ed è stato poi decisivo nell'assist vincente per Malonga. Prende tutto il suo tempo a disposizione Plasmati ovviamente. Comunque Giacomelli per Plasmati, ...34 minuti, ci è venuto un minuto per fare questa sostituzione, questo lo ritengo importante ai fini poi della valutazione che Manganiello farà per il recupero nel fine gara. Vediamo Bruno, difende un buon pallone, lo serve dietro per Mezzavilla, ancora Mauri, guardate quanti errori da una parte e dall'altra. Martinelli a cercare Malonga, altro errore. Scognamiglio, vedete nessuno va a fare più pressione. Mauri, finale lento di gara perché probabilmente i giocatori stanno veramente risentendo di una grandissima stanchezza e del grande caldo. Ci riprova però ancora Mezzavilla, cerca di dare la palla a destra dove ci sono due nuovi entrati, Acosti e Vinci. Eccolo qui Acosti, si libera dell'intervento difensivo di Giacomelli, ancora Mezzavilla, a sinistra riceve Zito, si fa vedere in sovrapposizione Baldanzeddu, palla dentro di Zito, Bruno non ci arriva, Martinelli è sempre molto attento, poi Mezzavilla prova la battuta, buona l'intenzione da lasciar perdere assolutamente invece l'esecuzione. Mezzavilla, Adriano Mezzavilla, palla abbondantemente sulla traversa. 35 minuti di gioco, 1-1.
tra Juve Stabia e Vicenza, un risultato che in questo momento sta sicuramente rispettando quello che si è visto in campo fino a questo momento. Un ottimo sprazzo, un'ottima partenza tra le due formazioni che hanno trovato il gol nei primi 20 minuti. Hanno provato a punzecchiarsi da una parte e dall'altra, ma in maniera non davvero determinante. Intanto seguiamo questa azione di Giacomelli, appena entrato. Vinci il contatto con Misuraka che guarda solo l'arbitro. Sekulin, il lungo rinvio di Sekulin. Accosti, palla per Bruno, è stato giudicato falloso il suo intervento, un po' tardivo il fischio arbitrale, aveva consentito alla Juve Stabia di giocare ancora. Rivediamo, ecco qui forse c'è il fallo di Bruno sicuramente, poi c'è stato il tiro, l'arbitro ha fischiato con un attimo di ritardo e ormai il pallone viaggia da una parte all'altra delle aree di rigore, rilanciato una volta da Pinzoglio, non c'è adesso più Plasmati, infatti Malongà va a cercare il gioco aereo. Pinardi, sempre lui, palloni deliziosi, affidato questa volta a Misuraka, si fa vedere Giacomelli, Vinci cerca di recuperare la posizione sul più rapido Giacomelli, contatto di spalla giudicato falloso, calcio di punizione per la Juve Stabia. Questa volta toccherà a Sekulin andare a lungo rilancio con i piedi, cercare le punte della Juve Stabia, in particolare Bruno, per un'eventuale spizzata per gli inserimenti. Intanto c'è un altro cambio tattico in campo perché è andato, intanto c'è fallo di Bruno, è andato a giocare Acosti a sinistra, Zito a destra. Zito sinistro naturale, è andato probabilmente, Braglia ha voluto cercare di cambiare la fascia di competenza ad Acosti per sfruttare di più la sua velocità, perché da questa parte Gianni chiude ogni tipo di possibilità, dall'altra parte Acosti si trova o Martinelli o Mustacchio. Intanto Giacomelli, Scognamiglio su Malongà, ancora Malongà, ci prova il Vicenza, lo fa con Giacomelli, però non c'è nessuno in area di rigore. Giacomelli infatti cerca l'uno contro uno, va ancora Giacomelli, prova la conclusione contratta da Vinci, ancora Giacomelli, aspetta che la palla termini in fallo laterale, 38 minuti sul cronometro, sempre 1-1 il punteggio. Si prende tutto il suo tempo a disposizione Di Matteo per la rimessa in gioco. Breda in piedi a seguire i suoi giocatori, poi c'è una confusione, poi Misuraka ci prova con il destro larghissimo a cercare la porta. Davvero fanno grande fatica adesso anche i giocatori a rientrare, lo vediamo. Sekulin infatti deve aspettare che tutti si piazzano per poter effettuare il suo torto in rilancio. Eccolo qui, Caserta, Acosti, nessuno la prende Pisano, molto bravo Pisano in fase difensiva, non ha sbagliato praticamente nulla. E ovviamente adesso cercano di lanciare Giacomelli che è il più fresco di tutti. Fa buona guardia Vinci, buono l'approccio nella partita da parte di Vinci al suo esordio in questo campionato. Misuraka praticamente non si gioca più. Di Matteo, solito Pinardi, ancora Di Matteo, Gianni per il capitano Martinelli, Mustacchio non ne ha più, infatti il tocco di destro anticipato da Scognamiglio, poi ancora Martinelli, la toccata a Costi, la rimessa per il Vicenza. 39 sul cronometro, 6 più recupero al termine, 1-1 Juve Stabia Vicenza. Malongà, Scognamiglio, questi gli autori dei gol che hanno caratterizzato la prima parte della partita. Nel secondo tempo davvero poco le due formazioni che hanno avuto grande timore di commettere errori, ma soprattutto hanno anche avuto poca forza per il gran caldo per potersi affrontare, così come aveva invece fatto a viso aperto nella prima parte della gara. Misuraka, il tunnel su Zito, Di Matteo, disimpegno da parte di Gianni, Giacomelli e Mauri, palla per Vinci, la difende Zito, palla per Bruno, ancora Zito, ci prova la Juve Stabia, palla a terra, Acosti, Caserta, riceve il pallone, Caserta può entrare in area di rigore, Caserta
con il sinistro, la mette dentro, e l'anticipo determinante ancora una volta di Pisano su Bruno, che stava intervenendo in maniera decisiva. Rivediamo l'intervento di Pisano. Ha fatto nella partita Pisano 3 interventi davvero importanti. Ecco, seguiamo l'angolo numero 5 della Juve Stabia, lasciato ai piedi di Genevier, se n'è andato via Caserta. Siamo al 40° minuto, occasione Juve Stabia, bravissimo Pisano nella chiusura, la battuta di Genevier, mischia in area di rigore, non ci arriva Mezzavilla e la palla termina in fallo laterale. Troppo lunga la traiettoria del francese, rimessa in gioco con la Juve Stabia che naturalmente accorcia, perché era da una posizione molto delicata la battuta di Di Matteo. Mezzavilla, Malonga, Caserta mette fallo su Malonga, calcio di punizione in favore del Vicenza, che naturalmente adesso aspetta di sistemare tutta la squadra per poter rientrare. 41 minuti sul cronometro, c'è stato un sussulto nella partita da parte della Juve Stabia. Braglia ancora in piedi, nella speranza di poter portare a casa la sua prima vittoria in campionato. Per il momento sta portando a casa il suo primo punto in campionato dopo 2 sconfitte. Giacomelli, palla per Misuraka. Anche il Vicenza sembra accontentarsi, ovviamente in maniera molto positiva, di questo punto dopo il successo in casa con il Cesena, salire a 4 punti in classifica dopo 3 giornate. Domani, ricordiamo, si chiude la finestra di mercato del Vicenza, concessa dopo il ripescaggio. Nel Vicenza sono arrivati 3 giocatori nuovi molto importanti, oltre a Malonga, Pinardi. Intanto seguiamo prima l'azione della Juve Stabia con Genevier. Aspetta l'arrivo di Vinci, Genevier mette palla dentro, Bruno di testa, Martinelli, ancora Genevier, palla per Vinci, la controlla Zito, colpo di tacco ancora per Vinci sulla fascia destra, contrato Vinci, rimessa laterale in favore della Juve Stabia. Intanto ultimo cambio in casa Vicenza, entra Giandonato, centrocampista Giandonato al posto di Pinardi al 42esimo. Giandonato per Pinardi, è l'ultimo cambio, effettuati tutti i cambi nel secondo tempo. Anche questo sarà ovviamente motivo di recupero. Buona la partita di Pinardi, entra Giandonato, scuola Juve, rimessa in gioco Juve Stabia. Seguiamo la battuta di Vinci, Zito, ha capito tutto Giacomelli, è andato a rinviare. Dicevo del Vicenza, della partenza dei 2 giocatori che comunque resteranno nella rosa del Vicenza come Gavazzi e Rigoni. Gavazzi è stato ceduto alla Sampdoria in cambio dell'arrivo di Padalino, di Semioli, di Lazco, giocatori che si aggregheranno a Breda la prossima settimana e saranno sicuramente un apporto importante per la formazione del Vicenza. Seguiamo l'ultima azione, ancora un'azione della Juve Stabia. Siamo al 43esimo minuto di gioco. Scognamiglio, rischioso questo suo intervento, poi la palla è su Giacomelli, non vuole correre rischi Vinci, mette la palla in fallo laterale, rimessa in gioco per il Vicenza. Alla battuta ci va il solito Di Matteo, sempre rimessa laterale, sempre che scorre veloce il cronometro, 90 secondi alla fine. Rimessa Juve Stabia, vedremo il recupero, credo sarà abbastanza corposo. Intanto la palla è per Mezzavilla che lascia scorrere sulla sinistra per Baldanzetti, va a chiudere Giandonato. A Costi, eccolo qui che va via Costi, viene trattenuto, si becca il 4º cartellino giallo del Vicenza, lo fa proprio Mustacchio. Era quello che voleva praticamente Braglia, spostando Acosti sulla sinistra, cioè sfruttare la velocità di Acosti che quando va via è imprendibile, e Mustacchio è stato costretto all'89esimo a beccarsi l'ammonizione. 4 gli ammoniti nel Vicenza, Mustacchio, Castiglia, Di Matteo, Plasmati, nessun ammonito nella Juve Stabia. E questo ammonito probabilmente farà scattare altri 30 secondi
di recupero. Intanto seguiamo la punizione affidata ai piedi del francese Geneviève. Tutta la Juve Stabia nell'area di rigore, o meglio nei pressi dell'area di rigore del Vicenza, vedete tutti sistemati fuori. La battuta di Geneviève a cercare Mauri sul secondo palo, Mezzavilla di testa, palla è fuori, molto lunga e alta la traiettoria del francese, non è riuscito nell'impatto Mezzavilla, la rivediamo. Erano due uomini contro Martinelli che protesta anche per un fallo. Palla sul fondo, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, eccolo qui tra poco la segnalazione che saranno 4 i minuti di recupero, segnalazione del quarto uomo Fiore. 4 minuti di recupero sono già cominciati. Mezzavilla, Scognamiglio, adesso la forza fresca Giacomelli cerca di dare un po' di fastidio. Seculin, colpo di testa, uno dei rari errori in fase di difensiva del Vicenza. Bruno per Acosti in area di rigore, ancora Acosti cerca il dribbling, la palla è sul fondo, non c'è deviazione. Juve Stabia non ha sfruttato uno dei rari errori nel disimpegno difensivo di Mustacchio, anche lui molto stanco, è andato a cercare l'uno contro uno con Martinelli, si è messo la palla sul sinistro, non ha trovato nessun tipo di contrasto, la palla è sul fondo, è andato via il primo dei 4 minuti di recupero. Giacomelli e Malongà, nuova coppia d'attacco del Vicenza in questo finale dopo l'uscita di Plasmati. La rimessa è della Juve Stabia, sfortunato nel rimpallo Giacomelli. Baldanzeddu, non c'è nessun compagno a cui servire il pallone, tutti quanti si stanno tra virgolette un po' nascondendo in questo finale, quindi l'unico che può andare è Seculin con i piedi, che è davvero molto bravo. Il rilancio è per Bruno, il fallo, calcio di punizione, ci prova nel finale la Juve Stabia con la forza della disperazione nel tentativo di trovare qualche, sempre da palla da fermo, qualche giocata utile, soprattutto dei suoi colpitori di testa. Sono andati via 2 dei 4 minuti di recupero, 120 secondi alla fine, 1-1 il punteggio. Scognamiglio lascia la palla a Geneviève perché deve andare lui in area di rigore per cercare di prenderla di testa, ovviamente. È la battuta del francese. Mauri di testa, ha provato in tutti i modi la Juve Stabia a sfruttare quella che è una delle sue caratteristiche migliori, cioè quella del gioco aereo. Binzoglio alla battuta, ancora Geneviève, la controlla, ci prova ancora la Juve Stabia, lo fa con Baldanzeddu, palla a sinistra per Acosti, Mustacchio, Acosti la riesce a recuperare, poi guadagna la rimessa laterale il Vicenza. Siamo nell'ultimo minuto di recupero, è davvero successo poco in questo secondo tempo, non ricordo tiro in porta degno di tal nome, c'è stato qualche intervento di Seculin, qualcuno di Pinzoglio, ma di ordinaria amministrazione. Ci prova Costi, la palla rimane in campo, ultimo minuto in corso, si attende soltanto adesso il triplice fischio. Malongà guadagna la rimessa la Juve Stabia con Caserta, affidata a Baldanzeddu, probabilmente l'ultimo tentativo che la Juve Stabia proverà ad affondare. Ci prova Mezzavilla, si chiude la difesa del Vicenza, ancora Baldanzeddu, sempre palla per Acosti, va Acosti in velocità, il ghanese, ancora Acosti, palla dentro, Geneviève anticipato da Pinzoglio, e probabilmente con questa azione si chiude la possibilità per la Juve Stabia di ottenere il primo successo in questo campionato, ma si rafforza la possibilità del Vicenza invece di fare ancora un passo avanti importante in classifica dopo l'ottimo successo ottenuto con il Cesena, un punto importante. Eccolo qui il triplice fischio da parte di Manganiello, i fischi del pubblico di Castellammare di Stabia, mista delusione, qualche applauso di incoraggiamento, ma è un punteggio che rispecchia sicuramente quello che è stato l'andamento in campo della gara, 1-1 tra Juve Stabia e Vicenza. Gli applausi adesso prendono il sopravvento, un primo punto importante per la Juve Stabia che comincia così il suo cammino
in questo campionato di Serie B. Il primo punto importante, il primo punto della Juve Stabia. Invece il Vicenza sale a quota 4 in classifica. Ricordo quelli che sono stati i marcatori dell'incontro. All'8° minuto del primo tempo si è portato in vantaggio il Vicenza con un gol di Malongà. Appena naturalmente saranno pronti gli highlight della partita li andremo a vedere prima di chiudere il nostro collegamento dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Dicevo 1-1 il confronto dopo Malongà, la rete realizzata al 18° del primo tempo ad opera invece di Scognamiglio. Questo è il punteggio, dicevo anche, vedete, un po' di misto tra delusione, anche se poi i giocatori della Juve Stabia vanno a ringraziare sotto la curva i propri sostenitori che hanno comunque oggi affollato il Romeo Menti, una giornata molto calda che ha condizionato anche tanto i giocatori in campo, soprattutto nella difesa. Ecco l'applauso dei giocatori della Juve Stabia, la risposta da parte del proprio pubblico, anche perché la Juve Stabia è chiamata nella prossima settimana ad una gara molto difficile, importante, in trasferta a Novara. Il Vicenza invece avrà la possibilità di giocare un grande derby. Vedete anche un po' i numeri di questa partita con grande equilibrio in campo. Pendono soltanto dalla parte del Vicenza i cartellini, 4, tutti e 4 ammoniti. Vi ricordo che sono stati Mustacchio, Castiglia, Di Matteo e Plasmati nel Vicenza, nessun ammonito invece in casa di Juve Stabia. Buona anche la direzione arbitrale, facilitata sicuramente anche dal comportamento molto corretto delle formazioni in campo che stanno facendo il loro ingresso naturalmente negli spogliatoi. Dicevo, della prossima settimana il Vicenza giocherà in casa con il Verona, mentre la Juve Stabia giocherà a Novara, una trasferta molto difficile. Scognamiglio, l'applauso con la premiazione per Scognamiglio nell'area di rigore della Juve Stabia, perché è stato nominato il miglior giocatore in campo, il difensore centrale della Juve Stabia. Eccolo qui inquadrato, è il trofeo Romeo Menti dedicato appunto al giocatore scomparso della nazionale del Grande Torino, scomparso a Superga, che per un caso intitola i due stadi sia di Castellammare che di Vicenza. In questa sorta di derby è stato istituito questo trofeo, che è stato vinto da Scognamiglio, autore del gol del pareggio della Juve Stabia con il Vicenza. Attendo naturalmente l'ok dalla nostra regia per poter vedere insieme quelli che sono stati gli episodi principali di questa gara. Non tantissimi, devo dire la verità, si sono racchiusi molto più nel primo tempo piuttosto che nella ripresa, dove si è sviluppato proprio il cuore della partita. È importante questo punto per la Juve Stabia per cominciare naturalmente il suo cammino. Intanto rivediamo prontamente con il grande lavoro della nostra regia gli highlight di questa partita. Importantissimo, dicevo, però anche il pareggio da parte del Vicenza, che prosegue e fa capire di essere sicuramente squadra che può dire la sua in questo campionato, grazie soprattutto all'arrivo, ecco l'arbitro Manganiello. Aveva cominciato abbastanza bene la Juve Stabia, che ha provato immediatamente a sfruttare quello che è il suo schema preferito, cioè la spizzata di Bruno per l'inserimento dei suoi compagni. Qua Bakogu non riesce a trovare il controllo giusto e la palla termina sul fondo. Subito all'8°, guardate la grande incursione di Mustacchio che porta a spasso praticamente tutta la difesa della Juve Stabia, la finta di Plasmati determinante per l'inserimento decisivo di Malongà, che realizza il suo terzo gol in questo campionato, il gol del vantaggio da parte di Malongà, la finta di Plasmati con la chiusura tardiva di Baldanzeddu con Mauri che era andato su Plasmati, e il vantaggio del Vicenza su questo grande contropiede che ha lasciato veramente sorpresa la difesa della Juve Stabia. Immediata però c'è stata la reazione, vedete la calcio di punizione di Erpen, Mauri il difettoso rinvio di Pinzoglio, Bakogu e poi Scognamiglio con il sinistro in mezza girata ha avuto il coraggio di andare a trovare la conclusione non trattenuta da Pinzoglio. Guardate qui la difettosa uscita di Pinzoglio, un po' disturbato da Martinelli, poi è andato Scognamiglio con il sinistro a cercare, ecco qui Pinzoglio con il pugno, Bakogu, la girata di Scognamiglio e Pinzoglio che non riesce a trattenere. È il gol del pareggio. Sulle ali del gol la Juve Stabia ha provato a pungere il Vicenza, l'ha fatto con Di Quonzo, qua Bruno non è riuscito a trovare l'impatto giusto, ma grande occasione per il centravanti della Juve Stabia. Poi la palla sbattuta su Bakogu, sempre Mustacchio sulla destra. Hanno davvero dato tanto e forse tutto nel primo tempo le due formazioni dal punto di vista fisico, e non è riuscito Mustacchio in questo caso a servire Castiglia, che è andato a tirare con il sinistro una palla che però non ha impensierito ovviamente Seculin. Ci ha provato ancora Malongà sul cross di Pinardi, si era liberato dalla marcatura di Mauri, attento Seculin
nella parata sul colpo di testa di Malonga. Poi nel finale del primo tempo la solita sventagliata di Seculin, Bruno per Zito, conclusione molto coraggiosa da parte di Zito ma alta sulla traversa. Braglia ha cercato molto di avere dei suoi giocatori, ci ha provato ancora nel finale questo 1-2 tra Mezzavilla e Baldanzeddu, il cross deviato, ci è andato ancora sul pallone Mezzavilla che l'ha controllato, poi con una puntata non ha impensierito più di tanto l'intervento di Pinzoglio. Queste le azioni più importanti nel primo tempo che si sono praticamente racchiuse con le due reti realizzate da Malonga e da Scognamillo. Nella ripresa è davvero successo poco, tantissime le sostituzioni, ha provato a cambiare un po' anche le carte in tavola. Qua è stato un contropiede del Vicenza con Pinardi, uno dei pochi spunti. Pinardi ha trovato un po' di spazio, è andato alla conclusione ma è arrivato stanco e Seculin ha potuto tranquillamente parare. Poi ci ha provato Baldanzeddu, sono entrati sia Costi sia Caserta nella Juve Stabia, poi ci ha provato Genevier, il francese è cresciuto nella ripresa ma non ha trovato lo specchio della porta difesa da Pinzoglio. Calcio di punizione qua di Gianni che era appena entrato alto sulla traversa. Vedete Seculin e Pinzoglio praticamente inoperosi nel corso della ripresa. Qua ancora una volta Plasmati ha fatto un buon lavoro nella ripresa, ci ha provato Castiglia e Seculin sul sinistro di Garzia non ha avuto problemi per bloccare. Davvero ha dovuto lavorare tantissimo la regia per poter trovare occasioni degne di tal nome. Qua a Costi ci ha provato un batti e ribatti, ci ha provato ancora una volta Genevier, guardate le fasi di gioco molto concitate, confuse. Poi ci ha provato il cross dentro, nulla di fatto sul cross di Vinci, azione a percussione da parte della Juve Stabia, un colpo di testa di Bruno ma non c'è nessuno dei compagni che ha capito le intenzioni del centravanti e nulla di fatto ancora con la Juve Stabia che ci ha provato nel finale più volte, ma Acosti il destro sempre su un rimpallo e mai su un'azione manovrata e Acosti ha tirato sulla destra. Poi ha cambiato anche, ha giocato con un 4-3-3 nel secondo tempo Braglia, ha spostato poi nel finale anche sulle due fasce, è entrato qua Misuraka che ci ha provato ma la conclusione è davvero sballata. Dicevo, ha spostato Acosti sulla sinistra, Zito a destra, insomma ha provato in tutti i modi a Braglia a scuotere un po' i suoi ma è riuscito a fare davvero poco perché le squadre erano davvero stanche, avevano dato davvero tutto. Qui l'azione forse più pericolosa con Caserta con la palla dentro e Pisano che è riuscito, l'ha fatto già in 2 o 3 occasioni nella partita ad anticipare proprio nel momento decisivo Bruno. Poi nell'ultima punizione utile Mezzavilla ha provato a sfruttare ancora il giocatore della Juve Stabia ma vedete non ci sono stati grossissimi pericoli. Il Vicenza porta a casa un punto davvero meritato, un pareggio che risponde sicuramente qua il colpo di testa di Mauri, che risponde a quelle che sono state le giocate in campo delle due formazioni che hanno dato davvero tutto nel primo tempo e poi hanno fatto un po' di fatica a costruire il gioco nella ripresa. Il punteggio finale è stato di 1-1, il triplice fischio da parte dell'arbitro Manganiello, 1-1 che lascia la Juve Stabia al primo punto in classifica e lancia il Vicenza in classifica invece a quota 4 punti. È davvero tutto dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Gianluca Vigliotti vi ringrazia per la cortese attenzione, vi ricordo il punteggio finale: Juve Stabia e Vicenza 1-1, ricordo i marcatori: all'8° minuto del primo tempo per il Vicenza Malonga e al 18° il pareggio di Scognamiglio. È davvero tutto, alla prossima occasione.